Quasi 1000 gli alloggi ATER in vendita per un piano da 9.150.000 euro del patrimonio di proprietà dell'ATER di Venezia e compresi nell'area metropolitana. Piano che si attendeva da tempo e di cui nelle prossime ore se ne discuterà in seconda commissione permanente consiliare del Veneto. Ater, secondo il piano che ha presentato in Consiglio regionale, stima di questi 983 alloggi di venderne 100 nel prossimo quinquennio, di cui 20 attualmente sfitti e 80 ad attuali assegnatari. Il prezzo con cui vengono immessi sul mercato è di una media di 50.000 euro per quelli già assegnati e di 55.000 euro per quelli che vanno venduti ad asta pubblica. Vendita che secondo Ater vedrebbe un introito superiore ai 5 milioni di euro da utilizzare per recuperare 305 alloggi da riassegnare nell'area metropolitana. Quindi 305 alloggi recuperati, 200 provincia, 105 Venezia, 3 milioni per quelli della provincia per restauri e 2 milioni e 100 per quelli di Venezia. Numeri e cifre che raccontano però anche di forti contraccolpi tra alloggi sfitti e bandi di riassegnazione, così dalle opposizioni in Consiglio regionale. Che secondo dato appreso pochi giorni fa, circa il 23% del patrimonio di Ater Venezia è un patrimonio sfitto. Dai dati in nostro possesso, 2.478 alloggi sfitti su 10.703. Quindi domani affronteremo questo importante provvedimento e ci auguriamo appunto che ci sia un vero, reale e sostanziale cambio di rotta su quelle che sono le politiche abitative